Buonasera, benvenuti ma soprattutto ben ritrovati a una nuova puntata di Voglia di Festa, anche questa sera 19:45 in punto, e abbiamo il piacere di dedicare, di avere su questa super puntata il comune di Soave. Diamo il benvenuto ad Alice Zago, vice sindaco, e a Gaetano Tebaldi, sindaco di Soave. Benvenuti. Grazie a voi. Grazie a voi, grazie per aver accettato il nostro invito, e quindi sappiamo che a Soave c'è un sacco di voglia di festa, non vi siete mai fermati, oltretutto avete sempre cercato di fare, di dare qualcosa in più, e ce la state facendo. Poi finalmente il 2020 ce la siamo lasciati alle spalle, è arrivato finalmente il 2021, e cosa ci sarà di bello quest'estate a Soave? Prego sindaco, prego. Grazie, buonasera anche da parte mia innanzitutto. Grazie. Allora, sicuramente la pandemia a questo periodo particolare un po' ha colpito in modo pesante quello che è stata un po' così l'anima del nostro paese, però tuttavia non abbiamo mai perso la voglia, il desiderio di pensare e di farci trovare pronti appena le condizioni non lo permettevano. Certo. E appunto Soave è ripartita con il vento in poppa, mi sento di dire, e c'è da dire che da qua fino a fine anno abbiamo un nutrito calendario di manifestazioni e di eventi. Eventi che spaziano dall'aspetto culturale, certo, con appunto manifestazioni di primaria importanza, con eventi legati all'enogastronomia in senso generale, prima fra tutti la nostra festa dell'uva, che è la prima festa, più antica festa dell'uva d'Italia, con datata 1929, con manifestazioni di tipo sportivo e manifestazioni in generale legate al sociale e comunque a tutto quello che può servire per portare in alto i nostri colori. Beh, intanto bravi, complimenti davvero, perché non sono cose facili, a casa lo sappiamo, anzi a casa mi raccomando, come ogni sera, carta e penna, perché ci saranno date, appuntamenti importanti, e ecco, quindi prima di arrivare anche un po' a parlare degli appuntamenti, dopo più tardi ci sarà con noi anche il presidente della Proloco, avremo il piacere e l'onore di parlare anche col presidente della Proloco. Sappiamo che insomma avete intanto già cominciato, ci sono già stati ospiti anche importanti, quindi se vogliamo anche accennare qualche nome riguardo. Prego Alice, ci racconti qualcosa? Allora, abbiamo appena concluso Soave Festival legato al libro, quindi sì. Soave Città del Libro. L'associazione Soave Cultura propone da alcuni anni a questa parte una bellissima manifestazione con nomi veramente importanti della narrativa italiana, della saggistica, e quindi abbiamo portato veramente alto anche questo livello culturale, diciamo. Penso che sia stato apprezzato come sempre, anzi non penso, abbiamo visto i numeri, hanno parlato chiaro. Prima lei parlava di... Mi viene il tu che a noi ci piace. Allora vado col mi viene il tu che a noi ci piace. Allora parlavi del fatto che siamo bravi, ma io dico che a Soave siamo veramente, usiamo il plurale, bravi, nel senso che abbiamo vissuto la pandemia, la stiamo vivendo purtroppo con caratteristiche diverse rispetto al recente passato, certo, però devo dire grazie alle tante associazioni, alle tante persone che lavorano per Soave, perché è vero che noi, sindaco, vice sindaco, tutto quanto lo staff della giunta, i consiglieri, sono sempre attivi, perché è la verità, insomma, lo vede penso chi è dentro al comune e chi è fuori. Però la cosa fondamentale di Soave è proprio questa ricchezza che abbiamo annotate nel registro delle associazioni quasi 80 associazioni. Ovviamente sono state un po' in silenzio in questi mesi, però nel silenzio si è lavorato per programmare, e quindi ecco che l'estate, diciamo la tarda primavera, l'estate è partita alla grande, quindi ecco che noi abbiamo appuntamenti, un bellissimo concerto che vorrei sottolineare, pianoforte, il 10 agosto, San Lorenzo è il patrono di Soave, quindi la notte dei desideri, il nostro desiderio è di far ripartire veramente tutto il borgo alla grande. Bello. E abbiamo già comunque avuto, appunto, come ho detto, degli eventi importanti che segnano questa ripartenza. Parlo di mercatini dell'antiquariato, la terza domenica del mese, storicamente ormai è diventata importante non solo per il circondario, ma anche per chi viene da lontano. Adesso speriamo sempre di più con l'abbattimento delle barriere regionali. Certo. Ma poi anche gli antichi mestieri, momenti musicali in piazza. L'estate sarà segnata proprio da questo. La gente ha bisogno di ritrovarsi attorno a un calice di vino Soave, non solo Soave, perché a Soave ci sono tutti i vini, ci sono tutte le cantine che hanno riaperto per le degustazioni,
tradizioni, momenti culturali, perché insomma anche le cantine hanno acquisito negli anni, dobbiamo dire la verità, anche un'immagine che culturalmente sposa l'idea del vino come elemento cardine, diciamo, di questa nostra economia. Sicuramente sì, anche perché voi siete il centro, cioè nel senso parliamo di Soave e quindi non può mancare. Poi, come appena accennato aveva poco fa il sindaco, una festa del vino, festa dell'uva, scusate, la più antica d'Italia, cioè dichiarata. Parliamo di cose belle, amici a casa, cioè attenzione, perché questa sera, come ogni sera qui a Voglia di Festa, sono cose belle. Quindi precisamente annata 1929. Ecco, cioè fantastico. E vorrei sottolineare l'epoca storica. Il 29 è il famoso anno delle grandi crisi, cioè noi abbiamo avuto gente che ha detto no, facciamo la festa del nostro prodotto tipico, ed è stata una grande scommessa, una scommessa che si può dire veramente vinta, perché sono tante le cantine, sono tante le persone che da ogni dove ormai riconoscono il Soave e Soave proprio per questa vocazione, diciamo, legata al prodotto tipico. Ma intorno alla festa, che è la terza domenica di settembre, ci sono tanti eventi. Il nostro autunno è anche bandiera arancione, e quindi abbiamo nel fine settimana, diciamo l'ultimo fine settimana di settembre, abbiamo la giornata plein air, abbiamo il 4 di ottobre abbiamo la giornata con la caccia al tesoro, bandiera arancione. E quindi poi abbiamo la fiera del gusto con le proloco del tutto l'est veronese. Che spettacolo! Insomma, sapori, storia, cultura, monumenti, per far star bene la gente, per far respirare ancora l'aria della festa, come dite voi appunto in questa trasmissione. C'è voglia di festa. C'è voglia di festa, e noi siamo pronti con tutto. Beh, sicuramente si vede, si sente. A noi piace anche l'energia che avete nel raccontarcelo, perché sorridete, e oggi sorridere è molto molto importante. Assolutamente. Davvero. Ma ancora qualche domanda. Parliamo un attimo, anche quest'anno bandiera arancione, quindi facciamo un po' di curiosità su questo tema. Bandiera arancione è dal 2003 che abbiamo questo riconoscimento. Wow. Che ogni 3 anni è un esame, diciamo, che vengono fatti ai comuni, vuol dire ai piccoli comuni dell'entroterra, bandiera arancione del Touring Club Italia. E appunto anche quest'anno abbiamo avuto la comunicazione qualche settimana fa che Soave è stato confermato come posto di qualità. E quindi questo chiaramente ci dà orgoglio, ci fa onore, e porta in alto appunto il nome di Soave, che grazie anche a Bandiere Arancioni è meta giornaliera, diciamo, di numerosi visitatori. Io però ci tengo anche a sottolineare un altro aspetto, che è legato chiaramente a quello che è il paese. Certo. A quello che è il paese. Chiaramente chi arriva a Soave per la prima volta viene colpito indubbiamente da quello che è il castello con le sue mura, quindi quella importante impronta medievale che è il nostro borgo. Però mi piace sottolineare il fatto della piacevolezza, dell'atmosfera che invece che si respira proprio passeggiando per le vie, per il centro storico di Soave, dove appunto i caratteristici negozi, appunto le cantine, come diceva il vice sindaco prima, fanno veramente da cornice e rendono unico e incantevole questo borgo. Quindi sicuramente un borgo unico da tanto tempo, e che ogni anno si rinnova, cerca sempre di dare il meglio chiaramente per i cittadini, e non solo, anche per i turisti, per chi viene a visitare Soave. Bravi davvero, complimenti. Una cosa che mi sento anche un po' di chiedervi, una cosa che sicuramente deve dare forza anche a tutte le attività commerciali. Sappiamo quel che è già stato passato e lo lasciamo al passato, però ci sono anche belle notizie per quanto riguarda le attività commerciali a Soave. C'è la voglia di ripartire, ci sono dei giovani imprenditori che hanno voglia di fare? Devo dire di sì. Io credo che Soave sia un paese un po' in controtendenza. Nel senso, purtroppo si assiste sul territorio provinciale, o perlomeno a livello nazionale, chiaramente a una tendenza alla chiusura delle attività commerciali, o comunque a un ridimensionamento. Certo. In realtà Soave invece è in controtendenza, nel senso che proprio dall'inizio dell'estate io sono stato come testimone del taglio del nastro di numerose attività. Wow. Attività che chiaramente sono legate in principal modo a attività di tipo di ristorazione, di promozione ed altro, ma anche attività commerciale nel senso tradizionale del termine. Bellissimo. Ecco, questa è proprio una cosa che mancava, che avevamo ancora più bisogno, anche perché in primis chiaramente lo star bene, il lavoro e anche la voglia di fare, perché quando c'è la voglia di fare si può fare tutto, quindi bravi. Grazie davvero per essere stati con noi. Sicuramente verremo noi a trovarvi a Soave, bene. Ovvio.
Adesso andiamo un po' in pubblicità e tra un po' ci vediamo con il presidente della Proloco. Voi state lì, mi raccomando, sempre carta e penna che continuano gli appuntamenti. Grazie ancora ad Alice Zago, vice sindaco, e a Gaetano Tebaldi, sindaco di Soave. Quindi Grazie a voi. grazie Grazie a mille, voi, grazie. grazie. Pubblicità.